Buongiorno, bentrovati per la nostra rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani nazionali in avvio, ma non solo. Partiamo dai siti perché ci sono delle novità per quanto riguarda le due notizie principali che troveremo anche sui quotidiani, cioè la situazione legata all'antivirus con i casi anche in Italia e poi quella invece fra Iran e Stati Uniti, la situazione infatti della guerra con la tregua appesa a un filo. Andiamo subito sull'ANSA, sulla pagina dell'ANSA, del sito appunto ansa.it, per vedere degli aggiornamenti che riguardano, per quanto riguarda l'antivirus, il paziente veneto che risulterebbe negativo, in quarantena da 12 dipendenti di un ospedale dei Paesi Bassi. Ieri altri 3 contagi, una francese, un americano e uno spagnolo, erano sulla nave atterrati nella notte i 2 voli con a bordo 28 evacuati della Ondius, la nave che era alle Canarie per intenderci e che appunto si dirige adesso verso i Paesi Bassi, anche se poi dal Ministero della Salute in Italia, lo vedremo, arrivano notizie rassicuranti, ma quello lo vedremo sui quotidiani. Restiamo invece sul sito dell'ANSA per andare a vedere questa altra notizia legata alla guerra invece fra Iran e Stati Uniti e a questa tregua appesa a un filo. Trump ha incontrato i generali, sono fonti della CNN che portano appunto a questa notizia, e Teheran così risponde in caso di un attacco, di un nuovo attacco degli Stati Uniti. Se gli USA attaccano, un'opzione è arricchire l'uranio al 90%. Questa dell'uranio è un dato fondamentale su cui si dovrebbe costruire la tregua e infatti non si è costruita fino ad ora, tant'è vero che Trump si è lamentato molto perché l'Iran appunto tutto vuole tranne che rinunciare alle possibilità appunto di arricchire ad esempio l'uranio, come si dice in questa notizia che arriva dall'ANSA appunto. Andiamo adesso sulle pagine dei quotidiani per vedere invece quello che sono i titoli principali che troviamo, partendo dal Corriere della Sera, che come detto va ad aprire con la catena dei contagi per quanto riguarda l'antivirus, il controllo dello sbarco dei crocieristi e con, anche in questo caso interviene la Casa Bianca, la difficoltà secondo gli Stati Uniti di contrarre questo virus, maggiori difficoltà di controllo rispetto al Covid. Notizie dunque incoraggianti in tal senso. Crescono i casi positivi, grave una donna francese, 2 italiani in quarantena, abbiamo detto che uno di questi appunto è risultato poi negativo. L'Iran, la tregua che vacilla, le sanzioni intanto dell'Unione Europea, anche questo è un tema che resta sulle prime pagine dei quotidiani, lo troveremo su molte prime pagine, e poi anche la legge elettorale, la mossa della maggioranza con Giuli, questo terremoto in seno al Ministero della Cultura, un'ora appunto da Meloni. Andiamo a vedere ancora le prime pagine degli altri quotidiani. Come vi ho detto, sono in molti che aprono con il virus. Anche i 2 quotidiani principali, il Corriere della Sera da una parte e Repubblica dall'altra, come andiamo subito a vedere con la prima pagina del quotidiano con questo titolo: antivirus, nuovi contagi, ecco il piano per l'Italia, positivi altri 2 passeggeri della nave focolaio, la diffusione non è facile, dice Trump, la circolare del Ministero, quarantena fiduciaria di 6 settimane per contatti stretti. Anche in questo caso si parla delle prime sanzioni dell'Unione Europea contro i coloni, stiamo parlando di Israele, Palestina e Cisgiordania per intenderci. 7 ottobre, oggi Israele vara la pena capitale. Intanto in Iran la tregua appesa a un filo, riattiviamo il Project Freedom, dicono gli Stati Uniti. Che cos'è? Per intenderci il controllo da parte delle navi militari degli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, con la possibilità da parte delle navi di far passare i cargo praticamente con la forza. Diciamo, è un atto di forza degli Stati Uniti che è arrivato nei giorni precedenti la tregua. Di questa tregua, che appunto leggiamo anche dalle notizie che abbiamo visto dall'ANSA, è veramente appesa a un filo. Andiamo a vedere anche gli altri risvolti, perché in tutto questo contesto geopolitico che è quello della guerra e delle guerre, perché ricordiamoci che ad esempio c'è in atto ancora quella fra Ucraina e Russia, un ruolo
fondamentale diventa quello della Cina. Paese neutrale in questo momento, paese che, l'abbiamo letto anche nei giorni scorsi, si sta arricchendo molto in questa situazione legata alla guerra e che condivide con gli Stati Uniti il ruolo di superpotenza in questo momento. Dunque ci sarà un incontro fra Cina e Stati Uniti nella giornata di giovedì, con Trump in Cina e la linea rossa di Xi. Domani il tycoon arriva in Cina con Musk e Cook, Pechino non disponibile, a grandi aperture su Iran e dazi, e c'è anche il nodo di Taiwan. Il presidente degli Stati Uniti, il cessate il fuoco con i Pasdaran è in terapia intensiva, cioè è veramente appeso a un filo, come dicono in tanti. Intanto Putin con l'Unione Europea che apre al dialogo. Vi dicevo che a parte la tregua, lo leggiamo anche su Avvenire, questa tregua di carta, questa pace che sembra non poter essere mai duratura, difficile che regga, appunto, dice Trump, inaccettabile la risposta di Teheran. Abbiamo visto le evoluzioni anche nelle pagine del sito dell'ANSA, ma poi c'è l'intervento anche dell'Unione Europea che suscita polemiche da una parte e dall'altra. Questo ad esempio è il titolo del manifesto. Andiamo in Israele, situazione con la Palestina, la Cisgiordania, e il manifesto dice questo: l'Unione Europea dà un buffetto ai coloni israeliani, Italia e Germania fanno muro, passano solo sanzioni individuali ma nessun boicottaggio per i prodotti e le terre rubate ai palestinesi, intoccabile l'accordo commerciale, per Israele comunque troppo, e chiaramente dice prendiamo la Cisgiordania, per cui campo libero. Questo è quello che dice il manifesto. Ma sul tema ritornano in molti, come ad esempio Domani, che titola l'Unione Europea e Kiev non credono a Putin. Verso il vertice tra il tycoon americano e Xi, più che di guerre si parlerà di economia. È un dato fondamentale questo all'interno della guerra, perché chiaramente, come vi abbiamo detto, ci sono delle nazioni che hanno avuto anche dei vantaggi da questa guerra. Per quanto riguarda Putin, l'Unione Europea e l'Ucraina dicono vuole solo prendere tempo, per cui fronte diciamo orientale dell'Europa, quello di Russia e Ucraina, questa guerra che continua ormai da più di 4 anni. Fronte invece medio orientale con le operazioni dell'Unione Europea, con il Consiglio dell'Unione Europea e tutto ciò che secondo il Fatto Quotidiano, qui siamo proprio su questo giornale, è il dato che l'Unione Europea non riesce insomma a tenere le fila di queste trattative, e allora si parla di nessun dialogo con Mosca e finte sanzioni a Israele. L'Europa che respinge le aperture di Putin su Kiev, con Schröder che è il mediatore, puniti a parole alcuni coloni violenti, e nel frattempo Netanyahu si lamenta. Insomma, questa è la situazione veramente parecchio ingarbugliata che si trova sul fronte internazionale. Dell'antivirus abbiamo invece già parlato con le aperture dei 2 quotidiani principali in Italia. L'altro tema che resta importante è quello di Garlasco, con la cronaca che prende il primo piano, e resta ad esempio determinante su alcuni quotidiani come il Messaggero. Andiamo sul quotidiano romano. Perché? Perché Sempio è stato a Roma dagli psicologi. Lo ripeto, sono innocente, faccio fatica a lavorare, l'inchiesta, ogni cosa a tempo debito, dice Sempio, che che raccoglie appunto il titolo principale del quotidiano romano. Ma tutto ciò che succede chiaramente per Garlasco, e dunque le indagini di una vicenda che comunque risale a 19 anni fa, ha dei risvolti per quanto riguarda la giustizia. Ci sono polemiche in questo senso. Le ribadisce il Riformista, che parla, lo vediamo nel titolo, di giustizia show. Garlasco mostra l'inadeguatezza del sistema giudiziario. La Stampa romana che dice sulle querele intimidatorie, ora
basta, la Costituzione si sventola ma non si sfoglia. Ma il tema di questa giustizia, che è lenta nel portare dei risultati, secondo appunto alcuni quotidiani, diventa un tema di apertura, ad esempio anche sul Tempo. In questo caso non si parla di Garlasco, ma del partito dei magistrati, quello che spesso e volentieri viene fuori, no? Su alcuni quotidiani. Sabato in Cassazione, grande assemblea dell'Associazione Nazionale Magistrati, con un ordine del giorno da vero e proprio partito politico. Oltre a capi e sottocapi dell'associazione parleranno i 4 presidenti di comitati referendari per il no. Ricordiamo che c'è stato un referendum in cui appunto gli italiani si sono espressi per il no sulla riforma della giustizia voluta dalla maggioranza al governo in questo momento. Allora la campagna referendaria non finisce mai o deve lanciare la campagna elettorale, e di chi? Queste sono le domande che restano aperte sul Tempo. Andando invece alla situazione del Ministero della Cultura, che resta un po' nebulosa, diciamo fra virgolette, su Libero troviamo questo articolo: rinnovata la fiducia dopo le voci, la Meloni placa il Giuli furioso, chiuso il caso dei licenziamenti. Questa è la versione che troviamo su Libero. Poi se andiamo su altri quotidiani troviamo invece altre notizie, o almeno una lettura diversa della notizia rispetto a quella che abbiamo dato. Lo troviamo qui: la sfida di Giuli, siamo sul dubbio, la sfida di Giuli alla Premier, che lo convoca a Palazzo Chigi. Ieri oltre un'ora di colloquio fra i due. Ma oltre al dubbio troviamo anche la notizia su altri quotidiani. Qui siamo sul Manifesto, e se andiamo sul taglio basso del quotidiano, ecco qui la notizia: Meloni che striglia Giuli e lui salta il vertice dell'Unione Europea. Insomma, questa è la situazione in seno al governo e per ciò che riguarda la situazione del Ministero della Cultura. Chiudiamo con un accenno al Sole 24 Ore in cui si parla di super bonus e delle frodi legate al super bonus. Altri 4,1 miliardi di frodi, lotta all'evasione. Tra gennaio e marzo il fisco ha bloccato 1/3 dei crediti per le spese 2025. Il conto dell'operazione sale a quota 174 miliardi, 4 volte quanto preventivato. Questo è l'articolo di apertura del Sole 24 Ore. Ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo con le prime pagine dei quotidiani locali e il nostro sito siciliaweb.it. A fra poco. Eccoci di nuovo in studio, seconda parte della nostra rassegna stampa. Come detto, le prime pagine dei quotidiani locali con le notizie che arrivano dalla nostra regione, che avete sentito ovviamente anche nel nostro telegiornale, e che apriamo appunto questa parte dedicata ai quotidiani locali con il nostro sito siciliaweb.it, aggiornato con le notizie dell'ultima ora, oggi in redazione da Simona Mazzone, e troviamo la notizia che abbiamo sentito nel nostro telegiornale, ma anche su Antenna nel corso di Buongiorno Sicilia. Suor Nadir annega nelle acque di Vaccarizzo dopo aver soccorso una consorella. Questo è l'articolo di apertura. Tragedia in mare durante una giornata di condivisione della comunità carmelitana. Sulla home page del nostro sito Sicilia Web troviamo anche quest'altra notizia, mentre entriamo nella pagina dell'articolo appunto che si riferisce a ciò che è successo, alla tragedia in mare durante una giornata di condivisione appunto della comunità carmelitana. Ritorniamo invece sulla prima pagina, sulla home page del nostro siciliaweb.it per vedere questa notizia di spalla: in auto con 10 kg di hashish un catanese che è stato gabbato dal proprio nervosismo. Leggerete questo e altro sulle pagine appunto del nostro sito siciliaweb.it. Noi invece torniamo sulle pagine dei quotidiani per andare
a vedere la prima dei vari quotidiani regionali. Vi portiamo subito sulla Sicilia, dove, come spesso avviene, l'apertura è legata a fatti nazionali e internazionali in questo caso, perché ritroviamo le notizie di cui abbiamo parlato durante la prima parte della nostra rassegna stampa, per cui gli Stati Uniti e l'Iran con la tregua sempre più fragile, e poi l'antivirus con l'Italia al sicuro, il ministro Schillaci che dice il nostro sistema è collaudato per affrontare eventuali casi, ma non è il Covid. Altri positivi, quarantena obbligatoria per 2 marittimi, ma si parla anche del giallo di Garlasco. È successo qualcosa alle 9:30, viene fuori un altro audio shock di Sempio. Si trova anche un richiamo in prima pagina a una notizia che ieri abbiamo dato nei nostri telegiornali, che abbiamo ribadito anche nella mattinata di oggi. Uccise la figlia Elena, inscenò il sequestro. Perdonatemi, ho fatto una cosa terribile a Catania. L'appello sull'omicidio del Pozzo, il fatto è risalente al giugno del 2022. Proprio su questo ritornano nelle pagine interne i colleghi del quotidiano La Sicilia con questo articolo: perdono, uccidere mia figlia Elena è stato un atto orribile. La difesa di Martina Patti, già condannata per omicidio, chiede l'ammissione alla giustizia riparativa durante il processo d'appello a Catania. A proposito di Catania, ne abbiamo parlato molto ieri e anche oggi nei nostri telegiornali. Le corse clandestine le ritroviamo sulla pagina di Catania, sul tomo di Catania della Sicilia. Smascherati i fantini della corsa armata, spot di potere dei clan, perché poi il tema che diventa dominante è questo. Le indagini sulla recente corsa clandestina a Palagonia hanno portato alla denuncia di 2 catanesi, al sequestro di 2 stalle, con i vari cavalli anche in una struttura. Le sfide fra calessi però, con pistole e mitra, diventano un mezzo per accrescere il prestigio mafioso, una sorta di competizione interna. Questo emerge appunto da quello che leggiamo sui quotidiani, mentre abbiamo letto, anche visto, ciò che sta succedendo a Mondello. Anche in questo caso si attendono le decisioni, la decisione finale del CGA. Qui siamo su Repubblica Palermo, perché nel frattempo, oltre a quello che avete sentito nei nostri telegiornali, Pale Transenne, la italo-belga, si riprende Mondello. In attesa della decisione finale del CGA, la società spiana la spiaggia. Sit-in intanto degli ambientalisti che vogliono il mare libero, e abbiamo visto appunto anche nei nostri telegiornali spiaggia di Mondello, bene comune chiaramente che va salvaguardato. Sui quotidiani invece più strettamente palermitani, abbiamo visto a Catania, si parla ovviamente per esempio della corsa clandestina, con la situazione legata alla criminalità organizzata, ma parimenti a Palermo, andiamo invece sul Giornale di Sicilia, si trova l'alta tensione dallo Zen al CEP, perché i contrasti fra gruppi criminali sarebbero dietro l'esplosione di violenza nelle periferie. Questo scrive il Giornale di Sicilia, ed è un tema che viene ripreso ampiamente anche da Repubblica Palermo, in cui troviamo il piano anticrimine del prefetto dopo il fuoco amico di Fratelli d'Italia. Mariani convoca le forze dell'ordine, l'associazione anti-racket, delitto del CEP, con il rione che tace. Questo è un altro tema su cui insistono determinati quotidiani. Ovviamente sono tutti quotidiani che vanno a trattare questo argomento. Restiamo su Repubblica Palermo per andare all'approfondimento con il piano del prefetto, con le figure cardine che sono appunto il prefetto Massimo Mariani, il sindaco Roberto Lagalla, il commissario Lucas Bardella, commissario in Sicilia di Fratelli d'Italia. Ma non solo, guardate quest'altro articolo: dopo i colpi di Kalashnikov, dicevamo del silenzio dopo questi fatti, no? Le richieste di pizzo, ma nessuno denuncia, paura fra i commercianti di Sferracavallo, a chi gli ha chiesto
un intervento, il boss Lo Piccolo avrebbe detto sono fuori da tutto, ma chiaramente resta tutto questo scenario che raccontano i vari quotidiani. Qui siamo ad esempio sulla Sicilia, nelle pagine di Palermo, caccia al killer di Barrile al CEP, ucciso da chi lo conosceva bene, il 34enne freddato in un appuntamento, il quartiere è una vera polveriera. Ma ci sono altre notizie ancora di cronaca, vacilla la versione dell'assassino sedicenne, stiamo parlando del giovane reo confesso dell'omicidio di De Luca, che continua a non convincere, spunta l'ipotesi della rapina. Insomma, un capoluogo di regione violento che resta tale anche nelle immagini che ne riferiscono i giornali, come ad esempio questa della Gazzetta del Sud, con la droga e gli affari criminali, la caccia ai killer del CEP, con i carabinieri alla ricerca degli assassini di Placido Barrile, freddato con 5 colpi di pistola al volto. Si segue la pista del regolamento di conti. Come vedete, molte delle notizie che arrivano sono legate appunto a queste vicende palermitane. E cambia invece l'approccio quando andiamo sulla prima pagina di Gazzetta del Sud, perché a parte le notizie legate a Stati Uniti e Iran, chiaramente si parla, un giornale molto letto nel Messinese, di isole minori. Nel Messinese ci sono le Olie, come sapete, isole minori dopo la rivolta, sospeso l'aumento delle tariffe. Caronte Touris fa un passo indietro in attesa del vertice convocato al Ministero dei Trasporti per giovedì prossimo. È intervenuto il governatore Schifani, ho chiesto di fermare tutto, ma l'ipotesi di rincari continua a sussistere, tanto è vero che si parla, qui siamo sulla Sicilia, di allarme tariffe, ma l'aumento è congelato. Per le corse c'è un rischio di un aumento, si fa un'ipotesi fra il 30 e il 50%, appunto fino al 50%, sindaci e operatori economici delle isole minori sul piede di guerra, e tutto è rinviato a giovedì. E chiaramente arriveranno notizie importanti e significative, anche perché lo sappiamo quanto siano importanti le isole minori anche per il turismo siciliano. Dopo un inverno particolarmente difficile per la nostra regione, è chiaro che tutti vogliono ingranare le marce giuste per sfruttare la stagione migliore senza avere troppi bavagli e troppe briglie trattenute dai prezzi troppo alti. Andiamo adesso sul quotidiano di Sicilia per chiudere le prime pagine, per andare a sondare un altro tema che chiaramente resta decisivo nella nostra regione, quello del ponte sullo Stretto. Ponte a capo, con la conversione del decreto commissario riparte l'iter per aprire i cantieri della grande opera. Dalla nuova delibera del CIPES alla registrazione della Corte dei Conti, ecco le tappe previste nei prossimi mesi per capire, per continuare ad indagare e a capire se questa struttura potrà diventare veramente prima o poi una realtà. Cambiamo argomento, dedichiamo gli ultimi minuti della nostra rassegna stampa allo sport. Prima lo sport di casa nostra, quello legato al calcio e alle due siciliane che attendono i playoff. Il Palermo che spera attraverso gli spareggi promozione di salire in Serie A e il Catania che invece spera di arrivare in Serie B. Ieri folla al Barbera per l'allenamento a porte aperte dei rosanero per la squadra di Inzaghi, che ha dato il via all'operazione appunto spareggi per la promozione. Rosa pieno di passione in vista dei playoff con il coro dei tifosi. Prendiamoci la Serie A. Oggi intanto si affrontano Catanzaro e Avellino. Chi passa se la vedrà con il Palermo. Fra parentesi, il Catanzaro è una delle squadre che la squadra rosanero ha affrontato proprio negli ultimi turni della stagione regolare. Per il Catania invece si parla della questione centrocampo. Catania che oggi riposa, tornerà a lavorare da domani e giovedì è attesa dall'amichevole con il Santa Venerina al Massimino, in attesa di sapere, lo si saprà probabilmente nella mattinata di domani, se l'amichevole sarà a porte aperte. Intanto sulla Sicilia si parla del muro Quaini di Tacchio con una base
solida per il Catania per lottare nei playoff, il vero muro appunto del centrocampo rossazzurro. Jimenez in regia, non sarà un ripiego, la squadra è tornata in serata da Veronello, giovedì appunto come abbiamo detto il test al Massimino. Chiudiamo invece con le notizie che arrivano dalle prime pagine dei quotidiani nazionali sulla Gazzetta dello Sport. Intanto parliamo di tennis perché Sinner sta andando fortissimo anche a Roma, cancella Popirin praticamente senza avversario, quasi sembrava Sinner nell'ultima partita, e oggi negli ottavi trova la sorpresa Pellegrino, per cui derby italiano. Intanto è inferno sul Milan, andiamo al calcio, tutti sul filo, Leao prima degli altri in questo incrocio Champions in cui il Milan rischia, dopo aver provato addirittura a lottare per lo scudetto, di non entrare neanche nelle prime 4. Non rischia il Napoli, o almeno deve ancora però completare l'iter che può portare alla qualificazione in Champions League, vincendo l'ultima partita in casa col Pisa, perché ieri gli azzurri di Conte hanno perso in casa con il Bologna, tutti addosso. Il Bologna vince 3-2 al Maradona, le ultime 2 giornate diventano bollenti, è un vero e proprio traffico Champions, lo vedete, con 5 squadre che devono giocarsi i 3 posti: Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como. Questo è ciò che regalerà il campionato italiano nelle ultime 2 giornate. Noi ci fermiamo per la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata.